A differenza dei messaggi xenofobi, razzisti, misogini, ci sono migliaia di persone che ogni giorno nel proprio lavoro, nella propria vita privata e nelle proprie famiglie fanno esattamente il contrario rispetto a diffondere messaggi di odio, intolleranza. Idee chiare ma nessuna polemica, non un evento contro ma un evento parallelo. La democrazia è anche possibilità di scelta, ha commentato la titolare della libreria Clara Batangelo. Microfono aperto dunque a chiunque avesse qualcosa da dire, da condividere, pensieri da esprimere e idee per un futuro da costruire. Un via vai di più di 300 persone per una serata che si è conclusa intorno alla mezzanotte. Anche in questa occasione non è mancata la presenza della parte politica, da Andrea Zanoni, consigliere regionale del Partito Democratico, a Giovanni Zorzi. Io credo che il compito di un generale sia quello di difendere i valori costitutivi della Repubblica. Nel suo libro Vannacci invece sembra volere minare la base di questi valori e noi siamo qua per rivendicare quelli che sono i principi costitutivi della nostra comunità. Tante le persone che si sono succedute al microfono e che hanno voluto essere presenti, moltissimi i giovani. Ci sta a prendere una posizione, no, contro i valori che presenta Vannacci nel suo libro in quanto giovani e in quanto insomma cittadine del territorio. Penso che sia giusto prendere una posizione a riguardo, semplicemente dire che non c'è solo quella visione lì. È importante esserci per far vedere che c'è anche qualcuno che ragiona, che pensa e che prova le cose in un altro modo. Sono responsabile della sezione AMPI della mia zona e quindi l'AMPI ha dato largo accesso a questa notizia e ci sembrava importante esserci. Per testimoniare valori diversi, valori di democrazia vera e inclusiva, di rispetto degli esseri umani come tali. È l'evoluzione umana che ci ha portato qui e non vogliamo tornare indietro.